avremo finalmente il cedimento di questo famigerato anticiclone africano che ha continuato a influenzare la nostra penisola e adesso andrà scivolando verso i paesi orientali e continuerà in realtà anche a permanere al sud Italia. Come possiamo vedere ultimamente in questi mesi abbiamo assistito sempre a questo blocco delle perturbazioni oceaniche. L'anticiclone azzoriano era ben lontano e in realtà quello africano continuava come sempre a spingere a sud e quindi abbiamo avuto questa influenza, ma come vedete dalla mappa abbiamo questo scivolamento delle correnti nord-occidentali, finalmente il primo passaggio, quando lunedì avremo dei primi temporali, finalmente anche un calo delle temperature di circa 5 gradi in Val Padana, che finalmente porterà insomma qualche temporale rovescio. Dopo una presenza anticiclonica a cavallo tra mercoledì e giovedì che coinvolgerà soprattutto il centro e il sud, portando un'impennata termica fino a 36 gradi, al nord invece saremo compresi tra i 30 e i 33 gradi, anche qualche punta di 34 gradi sulla Val Padana centrale. Ecco che tra giovedì e venerdì si avvicina questo nuovo impulso che andrà a scendere proprio da nord e provocherà quindi lo sviluppo di un ciclone sul Golfo del Leone, e quindi lo vedete anche bene proprio dalla mappa degli accumuli pluviometrici che sono comunque abbondanti su gran parte del centro Europa dalle prospettive e vengono anche confermate da ovviamente tutti quanti i centri di calcolo. Adesso ci avviciniamo proprio per vedere questo progressivo calo delle temperature che avverrà proprio a partire dalle zone del nord-est della penisola. Il sud invece, come vedete, resterà ben protetto dalla spinta molto calda africana.